No? La broche fa. Ce n'è nulla. Non è nulla. Vedete? Alle 6 di mattina la città era vuota. Ma noi finimmo alle 6 di mattina. Boh, chissà perché. Una delle cose più belle del mondo. E nulla anche. Però gli altri stanno cominciando a lavorare di nuovo. E il richiamo non era più di quello giallo, ma era Rossi. Guarda, Rossi. Io facevo i miei diari nascosti con queste stupidaggini che arrivano a 1,70 m. Io sono alto 1,90 m e che di più. Ma perché devo ciappare la testa su queste stronzate? Perché? Boh. Là, in mezzo alla neve. E poi non c'era più neve. Non c'è più neve. Guarda com'è Udine. Udine è pulitissima. A qualsiasi ora del giorno. Sembra la Svizzera. Perché tutti dormono a quest'ora. Alle 6 di mattina. Le ombre. E l'ombra dei miei piedi, guarda. E delle mie gambe. Beh, interessante. E intanto la neve se andò persino dalla mia macchina. Era sempre un tetto e basta. Che lunga questa la mia macchina. Che lunga, lunghissima. Che macchina lunga. E col verde dall'altra parte, pensate. Questa quanta neve. Quanta neve. Il vecchio Kaučić, la vecchia caserma, il vecchio tutto, lo zero cassi del tempo. Però questo è bello. Povero l'asinello è nato nella culla di Gesù. Qui c'è di tutto tranne quello che c'è adesso. Boh, andiamo avanti, con la brina. Non c'è nulla. Brina. Colombina e Brina. Non c'è nulla secondo qualcuno sta su in cielo. Questa è la mia tosse invece. Io lo sento tutta la neve. Non bisogna bere adesso, alle 6 del mattino. Non bisogna bere. Di bere adesso, che cazzo. Questa è la fabbrica dei fiammiferi. Guarda tu, qui davanti. Poi sapete perché l'hanno chiusa? Lo racconterò un'altra volta. Interessante. E ci hanno fatto una fabbrica di bambini. Neve di notte. O venire di notte. Oddio, qui sopra passava un aeroplano. E sotto c'era scritto Piperlin, stai zitto. C'è una cosa incredibile, maestosa. Da sopra avevamo la nostra casetta e sotto
sotto questa brina, che bella pariella, c'è il mulino di mia nonna, anzi di mia bisnonna. È nevicato anche qui. È interessante, guarda. Questa è via Alessandria, vista di notte, più o meno notte, dai, sono le 6 del mattino, 6:10 dicevo, però è interessante perché tornare a casa per un attimo. Adesso qua, casa Giorgio, casa Maranzana, casa di casa Elio, casa di casa Baran, casa di mia sorella, casa di chi? Casa di Go? Casa di G? Casa di G. Ecco. Che bello però, entrei in casa, no? Il mio tavolo del 700 era qui. Mi aspettavo. Queste gambette fatte in un certo modo. Devo fare vedere come sono queste gambe. Questa gamba fecero una cosa incredibile. Dunque, alla fine del 700, per far vedere che le gambe erano del 700, inventarono questo piccolissimo fine di gamba di tavolo fatto in questo modo. Guarda che fai di tutto, sedie ribaltate e soprattutto i sassi del mago vicino nulla. Questo è arrivato nel frattempo. Una rogna sicuramente. Di cosa? La mettiamo in tasca. Poi zero cazzi, sempre. Il 1 dicembre cade questo. Guarda. Sì, ma se mi dai un po' di musica, questo sei veramente male, Sei veramente male. Puttana Eva, non mi sentire sta roba. Se la vita è fatta così, non ce la devo fare io. Adesso prenderò tutti i bicchieri, li metterò in un sacco, come farò con questo. Ma non c'entra nulla. Perché la vita è fatta così. Però mi sono aperto una bella birra, adesso me la berrò anche. Te, buona. Baby. Succede. Così. Guarda che meraviglia. Sono qua alle 6 di mattina, no? E questo è il giorno 8 dicembre, mi pare. Con queste cose meravigliose del mago di Buia. E con me, tutto è con me. Pensate, la vita intera secondo me. Pensate. Qualche volta si è talmente osceni da presentare la perfezione. Figurati, mi dai, sei passato da 6 ore, mi dai. Ma che bello, bene. La salute di tutti, ragazzi miei, a tutti, al mondo e a tutti. Caso buono. Una birra alle 6 di mattina è una cosa meravigliosa. I miei sassi, con la mia vita. Questa è la mia vita. Posso dire? Questa è la vita di Ferruglio. Questa è la vita del nostro cazzo sì. E devo portare via tutto adesso. Che è successo? Anche tutto da lavare, no? Cazzo, fai.
Ma pesati. Ma pesati. Pesati. Ora devo far vedere la mia mamma. Ciao Irma. Irma è interessante. Guarda, guarda. Irma. Pensati. Sempre a me, dai. Poi? E poi c'è un'altra cosa. Poi c'è un'altra cosa. C'è questo gufo. Gufo incredibile. Una donna che mi amava un tempo. Poi un uomo che mi amava. Tante persone mi amavano tantissimo. E se non fosse il compleanno di Massimo, direi che persino lui mi amava. Anche se sono le 6 di mattina, 7 non so. Io questa scultura la per sempre. Questa è di Tiziano. Tizi da Gorizia. Amerò da morire, la porterò in giro con me per tutti gli studi che avrò. Anzi, di più. Amerò e basta. Oh, speed say with me. Esatto. Giulio Piccini, mi mancherei per tutta la vita. Anche te, mamma. E persino Pietro del Campo, che se ne frega le mie e le tue orecchie. Oh. Pensa voi, amici della mia vita, quanto mi mancherete. E persino lui che ha fatto... Sapete chi è questo? Questo è Long Distance. Questo è una persona incredibile. Si chiama Gianfranco Ferrugi. Ecco, mi ha regalato queste cose. E soprattutto non capisco perché continuo a ascoltare questa merda di canzone di merda. Persino questa roba qua, guarda. Guarda. Oh cazzo. Strada ferrata. Un premio internazionale di un'altra cosa. E ve la racconto un'altra volta questa. Penso che manda merda io. È le 6 di mattina o 7 adesso. Sono come le nuvole, le mie mani sono come le nuvole, guarda. Le nuvole. Le nuvole, vedi?